È il centravanti argentino Gonzalo Ucha Lopez, classe 1984, il bomber che la Nurese ha scelto per scardinare le difese avversarie e finalizzare il gioco che la squadra creerà grazie all'inventiva di Molino e alle geometrie di Falasca. La Nurese ha perfezionato ieri in tarda serata l'ingaggio del giocatore argentino che arriva dalla Serie A finlandese dove ha realizzato 8 gol in 13 partite. Ma vanta esperienza anche nella massima serie del suo paese e in Cile. In Italia ha militato nel Savona, ma nella sua carriera ha giocato anche in Spagna, Romania e Venezuela. È un attaccante fisicamente prestante, alto 1,87 per 81 kg, un ariete che potrà dare alla Nurese quel terminale offensivo che specie nella seconda parte della passata stagione con l'infortunio di Cappai era mancato. Con l'arrivo di Ucha Lopez la rosa lanurese è quasi al completo, forse c'è da fare qualcosa per completare i reparti, ma il tecnico Marco Mariotti sembra avere a disposizione un organico competitivo per aspirare ad un campionato di vertice. La Nurese intanto continua la preparazione precampionato con doppie sedute quotidiane. Sarà un lavoro intenso al fine di amalgamare un organico in gran parte rinnovato con tanti giocatori che devono assimilare la filosofia calcistica del mister romano. Sarà anche l'occasione per valutare la rosa ed eventualmente apportare dei correttivi prima dell'avvio degli impegni ufficiali. Fissate anche le date delle prime amichevoli. Dopo alcune partitelle in famiglia, la prima uscita ufficiale è in programma il 13 agosto al Froghieri contro il Taloro Gavoi. Seguirà il 20 agosto un amichevole col Siniscola, mentre il 24 agosto la Nurese affronterà l'Atletico Uri. Quindi spazio agli impegni ufficiali con i preliminari di Coppa Italia e la prima giornata di campionato, il cui inizio è in programma il 4 settembre.